Beletrina, uživo. Lepo pozdravljeni. Danes se bom pogovarjala z italijansko pisateljico Claudio Durastanti, katere roman Tujka je izšel pri založbi Beletrina in kot sem pravkar izvedela, je bil že popolnoma razprodan. Čakamo drugo izdajo, da lahko navdušimo vse slovenske bralce, tako kot me je ta roman navdušil meni. Claudia, buongiorno. Grazie. Ciao, sono molto onorata di ospitarti in Slovenia, anche se per ora solo virtualmente. Nonostante ciò ti do un caloroso benvenuto qui e siamo veramente onorati che questo tuo romanzo avrà la possibilità, che è stato tradotto, di essere accolto anche ai lettori sloveni. Io mi permetto proprio di usare la parola innamoramento perché praticamente mi sono innamorata del tuo modo di scrivere, che è veramente qualcosa di speciale, soprattutto in quanto ti trascina, ti coinvolge, non ti permette di mollare e ti offre, diciamo, tutte le emozioni, dalle lacrime alla felicità assoluta. Ma non posso prescindere da questa mia prima domanda. Viste le circostanze in cui viviamo nell'ultimo anno tutti noi, da dove ci parli in questo momento e soprattutto quale città ti ha accolto in questo anno pandemico oppure in quale città ti senti straniera? E adesso sono a Roma, ciao a tutte e a tutti, sperando di rivedervi dal vivo presto. E ho avuto la straordinaria capacità dell'anno scorso, il primo anno della pandemia, di cambiare 4 case e 3 città in pieno virus in corso, quindi mi sono trasferita da Londra a New York e poi da New York a Roma e lì mi sono fermata un attimo, assisto al mutare degli eventi, però è stato curioso che in un momento in cui tutti dovevano restare a casa, io ho cambiato molte case e sono stata straniera anche in quella circostanza. Wow, perfetto. Ma se rimaniamo ancora in questa sfera, diciamo, pandemica, in questa nuova realtà pandemica che viviamo tutti noi e che praticamente condividiamo, che ci unite sul piano globale, ma che nello stesso tempo in qualche modo ci separa, ognuno a casa davanti al proprio schermo, costretto a ripensare il mondo, a riflettere su di se stesso, anche forse a cambiare le prospettive, diciamo. A me interessa soprattutto quale impatto ha avuto, diciamo, quest'anno e questa pandemia su di te e sul tuo modo di scrivere. Sì, diciamo che ha avuto un impatto sulle idee che poi entrano nei miei libri e non ancora direttamente nello stile, magari. Una cosa interessante, io faccio anche la traduttrice e ho tradotto vari libri dall'inizio della pandemia, in particolare dei classici come Orwell, e mi sono resa conto che quando traducevo La fattoria degli animali e si parlava di decreti, riunioni, assembramenti, ho usato molto il lessico che si usa per la pandemia e quindi in qualche modo è come se le mie traduzioni saranno i diari più fedeli di questo mio confinamento dentro casa, in cui comunque ho avuto tantissimo tempo, forse più tempo del normale, no? Che si dedica ai testi. Questo non è ancora entrato nella mia scrittura, ma sicuramente mi ha fatto riflettere sul valore che assegniamo all'immaginazione. Quando è iniziata la pandemia, all'improvviso tutti dicevano adesso capiamo i migranti che non possono viaggiare vengono bloccati, capiamo le persone che vivono in uno stato di detenzione, in prigione, quindi era come se ci fosse questa empatia sulla base di una somiglianza. Ecco, io credo che questa empatia è un tema che discuto anche nel libro, dovrebbe lavorare anche a prescindere dalla somiglianza, quindi essere sempre capaci di immaginare le condizioni degli altri e quindi mi interessa molto vedere come si sblocca o come si riconfigurerà questa tendenza al pensarsi fuori da sé nel momento in cui siamo stati costretti a essere soltanto noi stessi, in un certo senso. Certo, proprio quando tu parli anche di camere anecoiche, no? Io ho pensato subito, riflettendo su questa esperienza che abbiamo avuto tutti nell'ultimo anno, praticamente il suono del silenzio nelle nostre case, diciamo, no? Che sono diventate
delle camere anecoiche, soprattutto la pausa e il suono della musica di John Cage di oggi, che anche tu citi. Questo mi interessa, se forse nell'ultimo anno hai riflettuto su questo, qual è, diciamo, il nuovo silenzio nelle nostre case che viviamo? Sì, è molto interessante questo aspetto. Ricordo che all'inizio della pandemia, l'anno scorso, una serie di sound artist, di cartografi sonori, in qualche modo a New York, si erano occupati di registrare tutti i suoni di cui si sentiva la mancanza, e quindi le sirene, che in realtà si sentivano tantissimo, però il carretto dei gelati, il suono della metropolitana, delle porte scorrevoli, e quindi di registrare tutta una serie di rumori della città, dello spazio d'ambiente, e dare la possibilità a chi era in casa e sentiva la mancanza di quei suoni, ed è stato un effetto abbastanza potente, risentire all'improvviso, no? La città che ti entrava e ti sfondava le porte di casa, e questo mi ha permesso di ragionare su ulteriori livelli. Il libro in qualche modo è anche la storia di una riappropriazione dei suoni e delle parole, ma anche di perdita delle parole. Mia madre, io racconto la lingua di mia madre nella straniera, fondamentalmente, che è sorda e che si è mossa tra vari paesi, e che ha sempre avuto un rapporto molto intimo con la musica, e anche in atti di sfida verso il silenzio. Però il suo crescente confinamento, isolamento, ha fatto sì che mia madre perdesse, io lo racconto nel libro, interi territori di senso, no? Si è creata una sorta di afasia, e in cui le sue parole sono diventate sempre più astratte, sconnesse dalla realtà immaginifiche. Io penso che questa condizione si sia verificata anche per tanti di noi in questo momento di lievi riaperture. Una delle preoccupazioni più evidenti che sento attorno a me è: non so se so più parlare, non so se so più esprimermi, e non so più se riesco ad accogliere proprio con il corpo tutta una serie di conversazioni, di parole che sono i rumori a volte, o sono i suoni più istintivi con cui, no, ci relazioniamo agli altri e codifichiamo la nostra esperienza della realtà. E quindi sono un po' affascinata. Io ho raccontato questa perdita di senso di mia madre in maniera da figlia, con un legame affettivo, viscerale, malinconico, però credo che in qualche modo sia qualcosa che riguarda tutti noi, perché siamo stati in questa stanza anecoica di silenzio assoluto, in cui siamo stati un po' costretti, come dicevo prima, a essere noi stessi, ma anche a sentire il suono, no? Come capitava a John Cage nella camera anecoica, dei nostri nervi e del nostro sangue. Quindi una tua scrittura che praticamente molto riflette, diciamo, no? La nostra realtà attuale, veramente sono stata molto affascinata. Ma se torniamo un po' al tuo libro, La straniera, che diciamo non è solo un romanzo, possiamo dire che è un libro ibrido, una cosa tra il romanzo, autobiografia, un saggio filosofico, anche antropologico, se possiamo dirlo, ma soprattutto una testimonianza dell'educazione sentimentale, ma anche forse dell'impatto che la famiglia può avere sulla nostra educazione sentimentale. Sei d'accordo? Sì, e è in qualche modo, per riprendere un titolo di Natalia Ginzburg, a cui non pensavo esplicitamente mentre scrivevo La straniera, paradossalmente ci ho pensato dopo, è il tentativo di restituire un lessico familiare. Io cambio le definizioni della straniera in quasi tutte le conversazioni, perché per me questo libro è stato tante cose. A volte dico che è un'avventura autobiografica, è un'autobiografia del sentire, è una sorta di antropologia di sé per interposta persona, perché anche se uso la prima persona lo faccio comunque con un tono di quasi come se osservassi, no? Con l'osservazione partecipante, la mia vita, ponendomi come una che va in visita presso la propria famiglia. Quindi c'è anche questa questione di rientrare nella famiglia da straniera, per vedere come sono mutati i rapporti. E per tornare a una definizione che lei ha usato all'inizio, innamoramento, in realtà credo che ci sia anche la questione della lettera d'amore a una madre, e credo che ci sia questo genere implicito del rivolgermi a lei, anche se lo faccio con un lungo racconto ispirato alle storie che lei mi ha raccontato, però si sente che c'è questa dinamica anche di passaggio del testimone, perché a un certo punto io lascio mia madre e inizio a parlare di me, e quindi quello è il momento in cui una figlia si vuole raccontare alla madre per capire chi è diventata uscendo dalla casa materna. Sì. Ecco, proprio questa tua analisi del rapporto tra madre e figlia mi ha particolarmente commosso. Praticamente in questo
rapporto si rivela anche tutta l'incapacità di esprimersi, anche una estraneità praticamente, no? Dovuta certo anche alla disabilità. Tu dici né con la lingua dei segni né con la lingua degli immigranti si può esprimere quello che uno pensa, ma anche se la mutilazione è un linguaggio e viceversa, come anche scrivi in una delle tue tantissime citazioni, questa di Lori Moore che mi ha proprio colpito. E poi leggendo il romanzo mi ponevo cioè mi ha affascinato e soprattutto colpito anche questa tua domanda che tu ti poni e che forse ora vorrei porre a te, che è: cos'è la disabilità in un nucleo familiare in cui tutti parlano in maniera diversa comunque? È una cosa bellissima. Sì, c'è una presa di coscienza, diciamo, è facile immaginare che chi cresce con una madre sorda o con disabilità. Io nel libro racconto tante appartenenze subalterne, per esempio crescere in povertà. Io ho scoperto di essere cresciuta in povertà quando avevo 20 anni e sono andata all'università pubblica perché è lì che la mia classe è diventata trasparente. La disabilità di mia madre, la sordità di mia madre diventava vera fuori casa, diventava vera in società. Ma che cos'era mentre eravamo io e lei da sole? Era qualcosa di più ambiguo, perché io vedevo tante donne al posto di quelli che vedevano come una donna sola, quindi c'era un mondo che mi rifletteva l'immagine di una donna sorda con una disabilità e io invece vedevo un artista, una pittrice, una donna divorziata, una sorda, un'eclettica, un outsider, una borderline. Infatti nel libro dico che mia madre è stata tante donne, anche se ha ricevuto molte poche etichette, lei le sfidava costantemente. E una delle intuizioni del libro è stata proprio cercare di trasformare una madre in una lingua straniera, in un certo senso. Una madre è una lingua, a prescindere dal fatto che parli una sua lingua strana o che parli una lingua familiare. Io credo che questo riguardi la vita di tutte e di tutti, che a un certo punto smettiamo di saper leggere una madre in qualche modo, quindi questo oggetto d'amore ci diventa improvvisamente straniero, non ne capiamo le parole. A me è successo in un momento preciso che racconto nel libro che mia madre legge il labiale, quindi parlare con lei spesso mi stanca, ma io avevo all'epoca 32 anni, credo, conosco mia madre da una vita e mi era venuta a trovare a Londra e io ero esausta dal parlare con lei e mi ricordo che non ce la facevo proprio più, mi sentivo come se avessi corso una maratona, ero sfiancata e mia madre mi dice: per forza sei stremata perché hai parlato il cinese per una settimana senza saperlo. E dunque mia madre, con un'intuizione antropologica, linguistica, secondo me molto profonda e inconscia, per rimediare a quella difficoltà, a quella distanza, si è trasformata in un paese straniero e questo mi ha fatto pensare a come lei per tutta la vita ha cercato di sfidare le definizioni uniche nei suoi confronti e spesso quando era una giovane donna tendeva a rallegrarsi se gli altri pensavano che parlava così perché era straniera, perché era un'aliena, veniva da un'altra parte e non perché era sorda. Io non capivo questo discorso perché temevo che ci fosse una sofferenza, una vergogna della sordità. In realtà poi ho scoperto che c'era quasi un elemento di emancipazione e di giocosità, no? In questo senso di raggirare gli altri in base a una serie di rivendicazioni personali. E anche questo riguarda lo specifico della vita di mia madre, ma penso che dica un po' tanto di tutti noi su come siamo ambigui, giocosi e strategici nel presentarci un giorno in un modo, un giorno in un altro. Ecco, quindi mia madre è un concentrato, se posso dire, di lezioni anarchiche rispetto all'identità. Bellissimo, e poi soprattutto questo linguaggio, no? Che è un linguaggio letterale. Tu dici che lei si esprime, ma parlo anche di tuo padre, no, di tutti e due, che si esprimono in modo letterale, senza allegorie, senza metafore, che tutto prendono per dato, che è tutto molto più diretto il loro rapporto con la vita. Ci potresti spiegare un po' com'è questo rapporto? Perché più diretto? Tutta la mia vita da scrittrice, sin da bambina, si è basata, io dico sempre, sull'arte della menzogna e della dissimulazione. Io ho iniziato a scrivere storie, inventandole, volevo raccontare tutto tranne la storia della mia famiglia perché mi sembrava troppo letterale, nel senso che i miei genitori mi sembravano personaggi quasi ovvi nel loro essere romanzeschi, picareschi, e anche nella loro furbizia in qualche modo, se vogliamo, di attirare l'attenzione. Quindi raccontare questo loro essere nudi e crudi in qualche modo, persone nude e crude, mi sembrava un atto di manipolazione troppo forte nei confronti del lettore, però
È vero che con questo libro mi sono voluta arrendere in qualche modo a questo loro stare al mondo e ho voluto presentare spesso il modo in cui parlano, le cose che fanno, per far capire che io sono cresciuta veramente, e direi che è un privilegio, in questo mondo in cui la fiction non aveva tanto senso, oppure la fiction si basava sempre su dati di realtà, anche se era la storia più fantastica che si poteva immaginare. Io parlo del rapporto di mio padre col cinema, no? Che andava a vedere Taxi Driver o Scarface, era appassionato di questi personaggi e cercava di tradurli nella realtà, no? Quindi con una trasposizione letterale, una cattiva traduzione si direbbe, no? Nel senso che invece di riportare in un'altra lingua, lui si comportava esattamente come loro. Oppure mia madre, che vedendo L'Esorcista pensava, mia madre si disaffeziona, come racconto nel libro, a qualsiasi tipo di opera d'arte se non è basata sulla verità, sui fatti, sulla vita, sulla biografia. E quindi per me questo libro è stato in qualche modo ad arrendermi a questa idea che c'è un'arte potente, no? Che lascia spazio, non direi alla verità, ma ai fatti per come vengono raccontati. E un episodio che non mi capita di citare, però che nel libro cito di passaggio, è quando io a un Natale regalai a mio padre una gomma per cancellare, perché lui è molto nostalgico, vive molto nel passato, è un uomo del rimpianto, no? E allora gli ho regalato questa cosa, avevo 10 o 12 anni e ci ho scritto sulla gomma per cancellare i ricordi, quindi avevo fatto una cosa letterale. È chiaro che una gomma per cancellare non può cancellare i ricordi, però stavo cercando di fare un gesto che mio padre potesse capire e credo che sia stato uno dei regali preferiti che io gli abbia mai fatto, perché lui vive in qualche modo in una realtà che ha questo livello del simbolico, no? Anche un po' surreale, paradossalmente. Perfetto, e questo mi fa pensare anche a un passo dove descrivevi come i traduttori, perché so che tu sei anche una traduttrice, anch'io sono la traduttrice o lo ero, e quindi come i traduttori praticamente con la traduzione tu non puoi mai fare una traduzione letterale, perché ci sono sempre dei significati, sempre altri piani che puoi raggiungere, no? Quindi ecco proprio quello, no? Che noi mai possiamo letteralmente trasferire un mondo, diciamo, no? Tra una lingua all'altra, no? Sì, quello è molto Sì, bello. sì, infatti è curioso che io poi abbia scelto il mestiere che è questo campo delle infinite Ecco, interpretazioni di una frase, laddove i miei genitori tendono a dare sempre la stessa ecco. interpretazione a una frase, quindi probabilmente anche un atto di ribellione. Io penso che la mia attività di scrittura, di traduzione derivi dai miei genitori, perché in qualche modo ho sempre tradotto la loro lingua all'esterno e ho portato la lingua del mondo dentro casa. Però è anche vero che la prima separazione, ci sono figli che si separano uscendo di casa, che si separano attraverso il conflitto. Io probabilmente ho utilizzato la letteratura e l'immaginazione per separarmi dai miei genitori, scrivendo opere di finzione laddove loro invece avevano una passione per il biografico e il Bellissimo, letterario. bellissimo. Poi solo forse spieghiamo un po' più questo concetto, ecco, del sentirsi forestiera, del sentirsi, diciamo, incomprensibile, come dici tu nel libro, quello che è molto bello è straniero è una parola bellissima se nessuno ti costringe ad esserlo. Ecco, oggi viviamo in questo mondo non solo con le immigrazioni, ma con la pandemia, se ecco, torniamo, ma siamo tutti stranieri o cosa siamo? Mi ha fatto molto sorridere nelle scorse settimane l'orrore da parte di molti cittadini e cittadine all'ipotesi di un pass vaccinale per viaggiare. L'idea era non si può limitare la circolazione delle persone. La circolazione delle persone è limitata da sempre in base a dei pass, dei passaporti e a dei apparati estremamente burocratizzati. Quindi io ho scritto La straniera anche per capire com'era stato possibile che io, figlia di migranti, nipote di migranti negli Stati Uniti, arrivo a Londra a 27 anni insieme a tante italiane, italiani, ragazzi europei, americani, e nessuno di noi si definisce straniero e nessuno di noi si definisce immigrato e nessuno di qualche volta migrante, ma raramente. Quindi era chiaro che c'erano i migranti, gli immigrati e noi
io non amo questa parola, al massimo eri un espatriato, no? Che già rinviava un'idea di privilegio e di eleganza, perché espatriato indica sempre un atto di volontà e non che sei stato espulso, no? Quindi ho iniziato a ragionare proprio su tutto il lessico, sia dell'appartenenza che della partenza e della migrazione, e volevo un po' rinsaldare, paragonare la mia migrazione con quella di mia nonna e capire in cosa era diversa e in cosa era simile. E sono giunta alla conclusione, scrivendo, no? Proprio come se fosse un'indagine, che qualsiasi migrazione è fatta sia dalla necessità, dal bisogno, ma è fatta anche dal desiderio e da un innamoramento. Quindi la migrazione di mia nonna non era solo bisogno, come la mia non era solo non direi velleità, però sono un processo di desiderio. Tutte le migrazioni si muovono su questo spettro, e io trovo che in questo non pensare alla migrazione sempre con l'idea epica del naufragio, del collasso, del fallimento, del successo, se ci soffermiamo su anche tutte quelle piccole migrazioni che avvengono quotidianamente all'interno dello stesso paese, quando si cambia una città per andare a studiare, ognuno di noi si definisce spontaneamente in base ai luoghi che ha abitato, e questi luoghi possono essere molto pochi, possono essere tanti, però pensare a se stessi in qualche modo come soggetti in movimento aiuta a non creare delle rappresentazioni, se vogliamo, gigantesche e fallaci di migrazioni, no? Che sono di successo e trionfali, o migrazioni che sono solo di fallimento o di fuga. E probabilmente non so quanto la pandemia abbia cambiato questa mia impressione, però penso che ragionare sulla questione, per tornare a prima, quando pensavo ai miei zii che hanno una sorella sorda, ma loro vivono in America dagli anni 60, non parlano più tanto bene l'italiano, mia madre parla la sua lingua, quando la vedono non pensano a una sorella che è sorda, pensano a una persona che viene da un'altra parte, quindi riescono a risolvere delle differenze sociali attraverso quest'idea della distanza, che però può essere anche un'idea benigna in alcuni casi, no? C'è una distanza che separa, una distanza che paradossalmente avvicina, ed è per questo che dico che straniera è una parola bellissima, no? Se nessuno ti costringe a usarla, ma se è qualcosa che scegli per te. Io da bambina, trasferendomi in Basilicata da New York, ho subito il fatto di essere straniera. Quando mi sono emancipata, sono diventata un'adulta, ho iniziato a usare in maniera positiva il concetto di straniera. Sì. Quindi è veramente un romanzo affascinante da tanti punti di vista, perché praticamente ti pone, diciamo, delle domande di cui ci occupiamo tutti noi che siamo adulti quando riflettiamo sulla nostra vita, diciamo, dalla famiglia, quale impatto ha sulle nostre scelte della vita, poi allo stato sociale in cui siamo nati praticamente, che ci rimane per sempre in un certo modo. La povertà tu la descrivi in un modo veramente bellissimo, e poi anche le tue analisi sull'amore anche tra tua madre e tuo padre, madre e figlia, che abbiamo già detto, anche il tuo amore intimo con il tuo fidanzato, bellissimo. Dici che con l'amore cerchiamo solo qualcuno che ci salvi, come ha salvato tua madre tuo padre, oppure tuo padre tua madre, ecco, a Ponte Sisto, oppure Stazione Trastevere, dove proprio vivi ora tu. Molto bella questa concezione, veramente. Sì, e anche lì, per tornare alla questione letterale, spesso noi diciamo che la letteratura ci salva, l'amore ci salva. I miei genitori letteralmente raccontano di essersi salvati a vicenda, lei da un ponte mentre lui cercava di buttarsi di sotto, lui da un'aggressione, e quindi non è qualcosa di metaforico, è qualcosa di corporeo, di carnale, che io ho cercato di replicare per tutta la mia vita. Si può dire che il mio modo di innamorarmi è stato un tentativo di riagganciare questa letteralità. Mentre tutti attorno a me si innamoravano per metafora, i miei genitori lo hanno fatto con un atto concreto e letterale di salvezza. Quindi speriamo che tutti noi troviamo qualcosa, anche in questo periodo difficile per noi, in questo periodo pandemico, qualcosa che ci salvi, e soprattutto la tua letteratura può essere una di queste cose, ne sono convinta. Ti ringrazio veramente, ti devo dire solo che per fortuna oggi it's not a very cloudy a day qui in Slovenia, perché è una bellissima giornata, e veramente spero che quando ti accoglieremo qui in persona, dal vivo, che sarà anche una bellissima giornata e che possiamo scambiare ancora un'altra conversazione come questa oggi con te qui in Slovenia. Ti auguro tutto il bene e aspettiamo i tuoi romanzi.
Grazie, un abbraccio dalla Slovenia. Grazie mille, un saluto a tutte e tutti, grazie. Beletrina, uživo.